Voltiamo pagina ora e parliamo di libri e racconta il forte legame tra cinema e giornalismo. Il volume di Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Lo ha incontrato Raffaella Cosentino. È la stampa, bellezza! Hanno fatto la storia del cinema, Quarto potere, L'ultima minaccia, Sbatti il mostro in prima pagina, Il rapporto Pelican, Tutti gli uomini del presidente. Il libro Cinema Giornalismo di Ivan Scinardo mette insieme 250 titoli di opere cinematografiche esplorando oltre un secolo del matrimonio che non conosce divorzio, quello tra set e redazioni. Il cinema si affrettò a reclutare giornalisti, redattori, direttori di giornali e attingere a piene mani a fatti e a storie della vita reale. In particolare il libro dedica molto spazio al giornalismo d'inchiesta. Nel cinegiornalismo l'isola ha la sua parte, con stragi, misteri, mafia e delitti impuniti. C'era la guerra quella notte del 27 giugno 1980. L'aereo risulta disperso. Ci sono dei film che raccontano magistralmente la Sicilia, come Il muro di gomma, un film del 91 di Marco Risi sulla tragedia di Ustica. Che 19? Quello dell'Italia, l'hanno tirato giù con un missile. C'è poi il tributo di vite pagato dal giornalismo siciliano nella lotta alla mafia. 20 giornalisti si sono messi insieme per la prima volta, in cooperativa. Voglio aprire un nuovo giornale. Chi è l'editore questa volta? No, nessun editore, nessun padrone. Facciamo una cooperativa e ce lo facciamo da soli. Si chiamerà I Siciliani.